Operaio di Spinea è stato travolto e ucciso da un furgone pirata a Padova mentre stava dipingendo le strisce pedonali. In seguito è arrestato il conducente. La Guardia di Finanza arresta 2 evasori fiscali, non avevano dichiarato 6 milioni di euro. L'amministratore delegato di Trenitalia, Mauro Moretti, spegne le speranze dei pendolari. Senza altro denaro, ha detto oggi a Venezia, i treni regionali non miglioreranno. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia. Un operaio di 52 anni di Spinea è stato travolto e ucciso a Padova da un furgone pirata. Dopo poche ore l'autista fuggito è stato trovato e arrestato. La vittima stava ridipingendo le strisce pedonali assieme ad un collega fra i comuni di Padova e Abano Terme sulla via Romana Aponense. Il furgone ha travolto entrambi, agganciando e trascinando lo spinetense, uccidendolo e ferendo gravemente l'altro addetto. Poi è fuggito, pare che il mezzo abbia investito più persone prima di darsi alla fuga ed è stato inseguito da alcuni automobilisti e poi fermato dalla polizia municipale in via Sorio, nei pressi dell'aeroporto Allegri. Il conducente, l'automobilista appunto responsabile dell'incidente, è un 59enne di Montegrotto che appunto ha ferito le 2 persone. E la Guardia di Finanza continua la caccia agli evasori e ne ha trovati altri 2, entrambi veneziani di 65 e 75 anni. Le loro responsabilità fiscali sono state ritenute così gravi da indurre la magistratura ad ordinare gli arresti domiciliari. I 2 sono proprietari di 12 società ubicate nel nord Italia che hanno fornito loro un volume d'affari di circa 6 milioni di euro e fatto maturare un debito con l'erario pari a 1.500.000 euro. Acquisivano formalmente le società e poi le portavano alla liquidazione svuotandole. Per coprire l'alleggerimento della cassa commettevano altri reati come la distruzione della contabilità e l'emissione delle fatture per operazioni inconsistenti. E voltiamo pagina perché anche oggi è proseguita l'opera di pulizia dell'area dell'ex Umberto I. I carabinieri sono tornati assieme agli addetti incaricati dalla proprietà di murare nuovamente i padiglioni. Vediamo. Sono tornati anche stamane i carabinieri nell'ex area Umberto I per un secondo sgombero dopo il blitz condotto ieri all'alba e che ha portato alla cacciata di ben 38 persone. Oggi sono cominciati anche i lavori per murare nuovamente le palazzine sopravvissute alla demolizione. Ci vorrà più di un giorno per coprire tutti i varchi che sono stati creati in questi mesi un po' ovunque. La società proprietaria del complesso dovrà tamponare porte e finestre anche ai piani superiori. Intanto l'assessore ai servizi sociali Sandro Simeonato non si fa molte illusioni. Il rischio è che tra qualche settimana tutto torni come prima e per questo ha chiesto un servizio di guardiania all'interno dell'area a carico della società che ha acquisito la zona. C'è inoltre il problema del recupero degli sbandati che ora non hanno nemmeno un giaciglio, seppure ricavato in una discarica a cielo aperto. E l'assessore Simeonato ha dato l'incarico ai servizi sociali del Comune di Venezia di valutare caso per distinguere tra chi ha effettivamente bisogno di un ricovero e chi è malavitoso. Rimane da capire cosa ne sarà dell'area. Nei prossimi giorni dovrebbe essere definita la trattativa tra i proprietari e il Comune per l'acquisizione dei 3 padiglioni. Controllati dalla Polizia di Stato di Venezia vari stabili in disuso nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria dell'ex ospedale e in altre zone della terraferma veneziana. Il servizio di prevenzione disposto dal questore di Venezia Vincenzo Rocca ha visto impegnati agenti del commissariato di Venezia, delle volanti e dei reparti mobili che hanno passato a setaccio vari immobili occupati abusivamente, soprattutto extracomunitari e sbandati. Ed ora voltiamo pagina, altri 4 tipi di vaccino influenzale sono stati temporaneamente vietati e si stanno muovendo i movimenti dei consumatori che chiedono un'inchiesta. Sentiamo. Vaccino anti-influenzale, regna il caos, per questo da venerdì prossimo sarà attivo il numero verde 1500. L'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, ha vietato l'acquisto e l'uso di altre 4 tipologie di vaccino, oltre al Novartis e al Crucel, ossia Agrippal, Influpozio subunità, Influpozio adiuvato e Fluad. Il provvedimento è a scopo cautelativo, non si stanca di ripetere l'Agenzia, in attesa di capire gli sviluppi delle verifiche. Nel caso del Novartis, che nel Veneto non è ancora stato
distribuito. Il problema riguarda le fiale in una percentuale del 3 per 1000, dove è stata notata la formazione di particelle all'interno. Il ministro della Salute, Renato Balduzzi, ha spiegato che gli analisti non sono certi che le anomalie possano avere effetti negativi, ma si temono eventi collaterali come l'aumento della temperatura corporea o anomalie dermatologiche. Sulla campagna antinfluenzale, il divieto di somministrazione del Novartis, che nel Veneto partirà il 5 novembre, avrà un effetto pesante. Le farmacie rimarranno scoperte per un bel po'. Intanto nella vicenda è intervenuto anche il movimento consumatori Codacons, che ha chiesto al ministro di aprire un'inchiesta per fare chiarezza. L'ULSS 10 di San Donà di Piave chiarisce che dal 22 ottobre è iniziata la distribuzione dei vaccini antinfluenzali e che le 43.000 dosi messe a disposizione dall'azienda sanitaria non sono state prodotte dalla ditta Novartis. E i treni dei pendolari non saranno mai migliori di come sono ora e non ci saranno nemmeno più corse se Trenitalia non riceverà altro denaro. L'amministratore delegato della società ferroviaria, Mauro Moretti, non ha dato speranze e oggi, intervenuto a Venezia ad un convegno, ha invece dichiarato di credere molto nell'alta velocità. Sentiamo. Ci vogliono più soldi per migliorare il servizio ferroviario regionale, altrimenti non ci saranno migliorie. È stato categorico l'amministratore delegato di Trenitalia, Mauro Moretti, sbarcato oggi a Venezia in occasione della 12ª conferenza sulla sostenibilità organizzata anche dalle Ferrovie dello Stato italiane alla Marittima. Come vede il futuro dei treni dei pendolari qui nella nostra regione? Lei prima diceva che con 4 soldi non si può fare nulla. Ci vogliono più soldi in Italia. In Italia siamo abituati a criticare con questa situazione. I cittadini pagano rispetto agli altri paesi meno della metà. Se confrontati con quelli inglesi addirittura un decimo. E le regioni o gli stati pagano meno della metà degli altri paesi degli stati. Lei mi dica come si può fare. Ci vogliono più soldi, dopodiché non è un compito dell'impresa. Se le gare si vogliono fare noi siamo contentissimi, così evidenzieranno ancora di più questo piccolo problema. Le gare che sono state fatte finora in Italia non ci ha partecipato nessuno e noi abbiamo dovuto continuare a fare il servizio anche dove a volte non lo vorremmo fare. L'AD di Trenitalia poi è intervenuto sulla concorrenza esercitata dal nuovo treno Italo voluto dagli imprenditori Montezemolo e della Valle, spiegando che le ferrovie dello Stato si sentono più in competizione con le compagnie aeree low cost sulla tratta Roma-Milano e Roma-Venezia. E a proposito delle dimissioni di Montezemolo dalla presidenza della società ha commentato. Montezemolo è uno che è abituato a vincere perché è bravo in Formula 1 e io gli auguro di vincere anche questo campionato mondiale. Qua non ha vinto. Moretti è stato poi sollecitato dai giornalisti a parlare dell'alta velocità e ha annunciato che la Milano-Brescia partirà nel 2016. Venezia-Milano io ritengo sia l'opera più importante da fare in Italia, da 10 anni che lo dico, e però non dipende da me. Però stiamo facendo importanti cose, bisogna dare atto a questo governo che ha finanziato l'andamento della Milano-Brescia, che è un primo passo importante, è una zona più congestionata. Abbiamo già fatto la Padova-Venezia, che era l'altro punto congestionato della linea, adesso dobbiamo realizzare gradualmente fino a Brescia e poi, fino a Verona e poi da Verona verso Padova. In fondo questo triangolo, che poi è una specie di quadrilatero, se si estende a Bologna, rappresenta il quadrilatero forte dell'Italia, Brennero-Bologna e Milano-Venezia. E a proposito della Venezia-Trieste, Moretti ha dichiarato che siamo ancora in una fase di progettazione, dato che ci sono ancora sindaci che contestano il tracciato. Quello è in discussione sulla progettazione, ho visto che ci sono state anche in questi giorni delle non accettazioni da parte di una serie di sindaci del tracciato. Infatti i sindaci della tratta Mestre-Portogruaro hanno inviato proprio oggi una lettera al ministro dei trasporti Corrado Passera per ribadire che ogni decisione sul tracciato della TAV in quella tratta dovrà essere condiviso. Trenitalia ha inoltre colto l'occasione di questa 3 giorni dedicata alla sostenibilità per presentare 2 progetti ecosostenibili. Sentiamo di cosa si tratta. Piccolo show dell'amministratore delegato di Trenitalia, Mauro Moretti, oggi durante la presentazione di 2 iniziative ecosostenibili. Moretti, a margine di un convegno sulla sostenibilità, ha illustrato la prima inforcando la nuova bicicletta pieghevole offerta da Trenitalia a prezzo agevolato ai suoi clienti. 590 euro anziché 800, è pieghevole e ultraleggera, è adatta per tutti coloro che prendono il treno e devono raggiungere mete vicine alle stazioni ferroviarie.
La seconda proposta riguarda l'offerta di car sharing a prezzo ridotto in 10 città italiane, tra cui spicca come unica città veneta Padova, per tutti i clienti che usano le frecce di Trenitalia. Con 74 euro, anziché i 120 chiesti ad esempio dal Comune di Roma, sarà possibile utilizzare le auto fornite da ICS, Iniziativa Car Sharing, pagando soltanto il suo costo di utilizzo e usufruendo della possibilità di entrare nelle ZTL, percorrere corsie e vie riservate e parcheggiare in zone blu. E ora torniamo ad occuparci della provincia veneziana. 9 lavoratori in nero su 38 operai agricoli controllati. È il bilancio di un'operazione di controllo dei carabinieri di Chioggia nella campagna agricola del comune durante la raccolta del radicchio. In 6 aziende agricole setacciate dai militari sono stati trovati assunti in nero 8 italiane e un extracomunitario. Le sanzioni ammontano a 15.000 euro. Ed ora diamo uno sguardo all'area metropolitana, iniziamo dalla provincia di Venezia dove un ventilato rischio sanitario ha portato a una serie di restrizioni. Sentiamo di cosa si tratta. Vietato irrigare i campi con l'acqua del fiume Dese a Marcon. Il provvedimento, firmato dal sindaco Andrea Follini, è stato emesso allo scopo di tutelare la salute pubblica. Durante le ultime analisi effettuate dall'ARPAV è infatti stata riscontrata la presenza di salmonella nelle acque del fiume. Salici piangenti o gelsi bianchi come ai primi del Novecento. Il dilemma riguarda l'area dei mulini in centro storico a Portogruaro. Per venirne a capo, il comune ha deciso di affidarsi ad un sondaggio online. Le nuove piante andranno a sostituire 2 salici in cattive condizioni. In corso a Mira la campagna abbonamenti per la nuova stagione teatrale di Villa dei Leoni, che sarà aperta il 10 novembre da Marco Paolini. In cartellone anche artisti come Mario Perrotta, Giuliana Musso, Silvia Gribaudi. L'abbonamento per le 9 serate costa 95 euro, 55 il carnet di 5 spettacoli. Ci spostiamo ora nella Marca trevigiana, alle prese soprattutto con questioni riguardanti l'economia. Sentiamo. Il comune di Paese ha deciso di istituire la Family Card, una carta che verrà consegnata soltanto a famiglie segnalate dai servizi sociali e che permetterà di avere sconti in alcuni negozi. Sarà gratuita e nominativa, potranno chiederla famiglie con genitori disoccupati, con figli a carico e reddito basso. Il metano arriva ad Asolo. I lavori di allacciamento riguardano l'area del centro storico, dove i residenti hanno aderito in massa alla possibilità offerta dal comune e dall'azienda Asco Piave. I cantieri per la metanizzazione comportano la chiusura di alcune strade, dunque sono previsti temporanei disagi. Attori per un giorno a Mogliano sono gli anziani protagonisti del film Antitruffe promosso da Comune e Prefettura di Treviso. In scena tante storie alla ribalta della cronaca come la truffa dello specchietto, il finto pacco o il finto poliziotto. Il film è un sequel, il titolo sarà probabilmente Attenti al lupo 2. Andiamo come di consueto alla provincia di Padova, intenzionata a puntare sempre più lontano, almeno in fatto di turismo. Sentiamo. Abano, base del turismo indiano in Italia. L'accordo è stato siglato con un tour operator indiano residente in Italia da 20 anni. L'obiettivo è di portare i turisti indiani prima di tutto alle terme, anche perché per loro l'acqua calda è sacra. Intanto, in questi giorni, proprio ad Abano verrà girata una fiction indiana. Stage di difesa personale per bambini a Campodarsego. L'incontro, finalizzato alla prevenzione del bullismo, si rivolge a varie fasce di età, a partire dai 4 anni in su. La partecipazione è gratuita e si svolgerà nel pomeriggio di sabato 27 ottobre presso la palestra UN Motion, gradita la presenza dei genitori. Anche Rubano avrà un mercatino di Natale. Il comune l'ha deciso come incentivo al commercio locale. In seguito potrebbe diventare un appuntamento mensile fisso con artigiani, antiquari, hobbisti e collezionisti. La data scelta è il 15 dicembre. Le iscrizioni sono aperte fino a fine mese.
Ed ora vi presentiamo un nuovo personaggio che arricchirà la pagina web di Televenezia con una rubrica dedicata alla lingua veneziana e alle tradizioni e al variegato mondo delle associazioni della città. Vi ricordiamo quindi il sito www.televenezia.it ed ora vediamo il servizio. Io sono il Canaia, sono il conduttore della nuova rubrica di Televenezia, Gondola, una rubrica dedicata alla cultura veneziana di ieri, di oggi e di domani, che metterà in risalto la ricchezza culturale del nostro territorio di ieri, di oggi e di domani. Tu ci sei già all'interno della nostra pagina web, vero? Certo, all'interno della pagina web di Televenezia troverete la rubrica Gondola dove è stata pubblicata la puntata pilota, dove troverete un'interessantissima intervista a un maestro di fama internazionale e un significato particolare di una parola forse sparita, che ha un suo omonimo in italiano, ma un significato molto particolare per quanto riguarda la lingua veneziana. Qual è la parola? Ma non svelarci però il significato. La parola è cavalieri. Quindi dovremmo andare a vedere per forza cosa significa questa parola sulla pagina web. Ma penso sia il minimo, e dopo vi invito caldamente a seguirmi nell'avventura durante quest'anno lungo il territorio veneziano e forse anche qualche sconfinamento nei terreni e nelle proprietà e nei personaggi che hanno caratterizzato la Repubblica Serenissima e che caratterizzano la cultura di questa nostra epoca. Senti, qual è la prossima parola? La prossima parola sarà zaghetto, parola forse non tanto più in uso, ma che ha caratterizzato un determinato ambiente della nostra terra. Non ci sveli, vero? Cosa significa? Assolutamente no. Dovete seguirmi in Gondola, questa nuova trasmissione che si propone come un viaggio culturale. E come fare per raggiungere la pagina di Televenezia? www.televenezia.it oppure anche sul canale YouTube di Televenezia. Grazie e in bocca al lupo per la tua avventura. Grazie, vi aspetto. Ed ora vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni. Cielo sereno ancora per poco, da venerdì arriva il maltempo con precipitazioni e un significativo calo termico. Venerdì 26 ottobre, nuvolosità in graduale aumento. Dal pomeriggio sono possibili piogge anche abbondanti, temperature invariate, mare calmo o poco mosso. Sabato 27 ottobre, cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci o temporali. Temperature in calo anche sensibile, con sensazione di freddo accentuata dai venti di Bora. Domenica 28 ottobre, alternanza di annuvolamenti e schiarite, con precipitazioni intermittenti, minime e massime in picchiata fino a 6-7 gradi. Lunedì 29 ottobre, meno nuvole e meno probabilità di precipitazioni, valori ancora in lieve calo nelle ore notturne ma in aumento in quelle diurne. La marea di venerdì 26 ottobre è sostenuta, la massima alle 9:30 e alle 21:55 85 cm, la minima alle 3 e alle 16 10 cm. Salutiamo i 500.000 amici che ogni giorno seguono il nostro TG, vi diamo appuntamento alle edizioni delle 6:30, 7:30 e per l'informazione serale 19, 20:30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia.